Grana padano, aglio bianco polesano, formaggio Piave ed Asiago, soppressa vicentina, recioto di Soave e specialità veneziane. Sono solo alcune delle eccellenze venete presenti oggi alla festa delle DOP, insieme ad altri prodotti agroalimentari, in tutto 20, di marchio riconosciuto europeo. Il Veneto è l'unica regione d'Italia a vantare numeri invidiabili di eccellenze uniche. 17 sono le DOP, i prodotti di origine protetta, come la casatella trevigiana, che può chiamarsi tale solo se le stalle si trovano dentro il confine della provincia, così come i laboratori di caseificazione che ne danno vita. 18 sono le IGP, le indicazioni geografiche protette, come gli asparagi di Badoero o quelli di Cimadolmo. Solo le zone precise e delineate di queste località possono dar vita al prodotto denominato tale. Seguono poi 28 DOC, in cui i vini la fanno da padrone, come i DOC del Montello, quelli di Arcole, Merlara e il Durello Lessini. Tra salumi, formaggi, vini e ortaggi, la festa delle DOP si è rivelata una vetrina interessante ed erano presenti anche due importanti eccellenze agroalimentari della provincia veneziana, il radicchio di Chioggia e il Consorzio dei Vini Venezia. Il noto radicchio chioggiotto, tipologia tardivo, può essere coltivato solamente tra Chioggia e Cavarzere e in altre poche località della provincia di Padova e Rovigo, un territorio ristretto per tutelare la tradizione agricola e storica del prodotto. Il Consorzio Vini Venezia include invece produzioni DOC e DOCG nate nelle colline e nelle pianure che si estendono dalle Dolomiti alle alture carsiche fino alla laguna di Venezia.